Attenzione! Gatto, sulla linea! Allora, com'è? Dai, c'è una cena. Allora, oggi è il 7 agosto 2014, quarto giorno del 10 Days 10 Marathon on Lake Forta. Oggi non ci sono grosse celebrazioni, l'unica cosa che vi voglio dire per i nuovi è che qui si corre in campo aperto, sulle strade le macchine hanno la precedenza. C'è solo un posto che è un po' pericoloso, è al quinto chilometro dopo il primo ristoro. State in fila indiana e quando arrivano le macchine scendete dal ciglio stradale, sono solo 400 metri, è molto importante perché è l'unico pezzettino pericoloso. Per il resto ci sono delle barche di fianco, state sul marciapiede. Non sporcate, io faccio la scopa e raccolto molte cose. Vi prego solo, se buttate per terra le cose, buttatele in mezzo alla strada, no? Perché ieri sono dovuto andare dentro nei dirupi per tirare fuori i bicchieri e le ampuglie. O nascondetele bene, o bene o non è bene. Ci sono un sacco di cestini di rifiuti, però certa gente va talmente forte che non li vedi. Non è come noi, Mario. Parla anche di quella direzione a destra, io ieri l'avevo visto, Sì, no, dunque, il percorso è rettilineo, c'è solo una deviazione da fare a Pella, che è al 7° chilometro, che si va proprio sul lungolago di Pella, che è bellissimo. Non sbagliate, voi basta che state sempre sul lago. Se avete qualche dubbio, state sul lago, poi c'è una marea di cartelli, non penso che vi perdiate. Due ultime note, è stato riattivato in modo copioso il passaparti, ieri l'hanno testato, se qualcuno mentre fa il primo giro cambia idea, glielo dice alla nostra Caterina che vi riserva il posto. Ci sono 2 orari per il passaparti, alle 15 e alle 17, secondo di come arrivate. Questa sera, per quelli che sono qui con noi per passare la serata, organizziamo una gita a Orta a vedere prima Sacromonte e poi giù vi porto io a vedere tutti gli angolini nascosti di Orta. Chi vuol venire, si parte dopo il pasto party qui verso le 17:30, quando siete pronti. Quindi siamo pronti per il via. Oggi lo darà per il 763esimo il mitico unico Vito Piero Ancora. Bravo! 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 Pronti? Allora, -5, -4, -3, -2, 1, via! Vai! Oggi non mi metto con Mario Riccardi, però qua... Paolo Santa è in testa, seguitelo!